Partenza, vediamo chi lancia, come si può dire, la pacemaker, la cosiddetta lepre. Intanto andiamo a controllare con 2.04.78 Eleonora Vanni, che è sempre stata una grandissima atleta anche a livello giovanile, da seguire con 2.04.73 Joyce Battagliano dell'Esercito. Vediamo di dare il passaggio ai 400, abbiamo raccontato un attimo molto velocemente la piccola grande impresa di Joyce Battagliano l'altra sera a Bolzano Veneto sotto un temporalone. Vedremo quest'oggi qua in queste condizioni atmosferiche sicuramente più calde, però allo stesso tempo più favorevoli. Battagliano in 1.02.12, Joyce Battagliano dovrebbe essere adesso al comando della gara, sì, e però è qua tutta da giocare, c'è una, si è spostata ovviamente la lepre, mancano a 250 metri alla conclusione, sono in 3 a contendersi il successo finale. 200 metri, vediamo se si riesce ovviamente a scendere sotto i 2 minuti e 5, piuttosto difficile, magari eccola qua addirittura di arrivo. Volatore finale per il successo sopra i 2 minuti di poco. 2.04 e 33, 2.04 e 33.